caso Tornelli a Venezia continua a far discutere, il comune è pronto a replicare, ma gli albergatori sono sul piede di guerra. I tornelli in piazzale Roma danno l'immagine di una città blindata e non servono né alla sicurezza né al controllo dei flussi. Duro attacco dei consiglieri regionali del PD al sindaco Brugnaro. Si terrà il 4 giugno l'udienza preliminare del processo per l'omicidio di Mariarca Menella. L'assassino, l'ex marito Antonio Ascione, rischia l'ergastolo anche in caso di ricorso a rito abbreviato. In sciopero della fame dal lunedì le diplomate magistrali oggi hanno protestato a Roma, chi invece non è potuto andare ha fatto sentire la propria voce a Padova. La mancanza di un governo nei pieni poteri ha fermato il percorso dell'autonomia veneta, l'appello del presidente del Consiglio regionale Ciambetti, i partiti escano dallo stallo. Dopo la denuncia ai nostri microfoni sull'assenza o il malfunzionamento delle pedane per scendere o salire dagli autobus, la risposta dell'assessore Boraso. Sport basket, l'Umana Reyer conquista la Europe Cup nel match contro Avellino finito 81-79. Dopo lo scudetto arriva un altro successo nella storia del basket veneziano. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano ancora il caso dei tornelli che continua a fare discutere. Il Comune è pronto a stilare un calendario di giornate da bollino nero e a replicare l'uso dei varchi in caso di necessità. Ma gli albergatori sono sul piede di guerra. Ieri sera a 20:10 il presidente degli albergatori non è stato tenero con l'amministrazione comunale. Sentiamo. Guardi, noi non speriamo, noi esigiamo, sono due cose diverse. Un confronto subito con Cafarsetti. È il lapidario Vittorio Bonaccini, non c'è possibilità di fraintendimento nelle parole del numero uno degli albergatori di Venezia. Sul piatto ci sono i giorni di sperimentazione dei tornelli, i tornelli della discordia, che torneranno quando sarà necessario, come ha specificato chiaramente il sindaco Luigi Brugnaro, dopo aver giudicato positivamente la gestione dei flussi turistici nei giorni da bollino nero. Nascerà un calendario di questi giorni, nonostante le polemiche e i soprannomi fioccati subito attorno al primo cittadino. Ma anche un supereroe come Thor deve fare i conti con l'ira degli albergatori, che tornelli e varchi proprio non li hanno digeriti. È talmente avvilente vedere certe cose per la città, è talmente avvilente riuscire a non fare accoglienza, perché noi a Venezia non stiamo facendo accoglienza come città. Cioè, prendiamo i turisti, li stipiamo, li incanaliamo, è un disastro. Bonaccini assolve Cafarsetti solo nelle intenzioni. Io colgo direttamente come segnale da parte della Giunta questo timido tentativo di gestire questa cosa come il recepimento dell'esistenza di un problema. Ma non nel metodo. È certamente una soluzione inappropriata e certamente una soluzione sicuramente non idonea a gestire la situazione che si crea a Venezia, e certamente è un qualche cosa che va comunicato in modo completamente diverso. Programmazione, non tampone provvisorio, attacca Bonaccini, e la soluzione può essere una sola. I flussi vanno intercettati sulla gronda lagunare. Cioè, sotto il profilo pratico, tutto il turismo pendolare e non residenziale va fermato, gestito, intercettato e dirottato su Venezia, ma dalla gronda lagunare. Non li puoi fermare quando sono in lista di Spagna. Perché gli albergatori sono chiari, va tutelato il turismo residenziale, quel 30% che però favorisce il 70% delle vere entrate di tutto l'indotto economico. E vogliono essere coinvolti, cosa che in 3 anni attaccano non è mai accaduto. Tutto quello che esula dalla programmazione è un tampone che viene messo in quanto la programmazione non è stata fatta. E sulla questione dei tornelli, duro attacco dei consiglieri regionali del PD al sindaco Brugnaro. Sentiamo. I tornelli sono una soluzione pittoresca, una trovata che crea molto clamore senza però incidere nella sostanza. I consiglieri regionali del PD, Bruno Pigozzo e Francesca Zottis, bocciano senza appello la sperimentazione dei varchi voluti dal sindaco Luigi Brugnaro per arginare l'assalto dei turisti durante il ponte del 1° maggio. Dall'immagine di una città che diventa uno scrigno al quale puoi accedere solo attraverso una chiave d'entrata, e questo effettivamente per chi ci risiede diventa un aspetto negativo.
Una soluzione contestata nel merito ma anche nelle modalità con cui si è voluta applicare. Riteniamo che sia stata appunto improvvisata e senza una giusta mediazione anche con la città, soprattutto con i residenti. Certo che non è il toccasana, perché il problema è più complessivo e va affrontato in maniera appunto unitaria a 360 gradi, cercando di limitare l'accesso prima della città, perché ormai quando sono arrivati a Venezia il problema, diciamo, è già scoppiato. Quello che va fatto, sostengono i democratici, è lavorare insieme alle strutture ricettive della città, agli operatori del settore, agli amministratori e alle rappresentanze dei cittadini per creare un regolamento che vada nella direzione di una gestione dei flussi, governandoli a monte attraverso una piattaforma informatica che colleghi sistema ricettivo, servizi e accessi alla città. La sicurezza è un elemento importante, fondamentale anche nelle situazioni di grande afflusso, e quindi non va trascurata, però ripeto, ci sono delle modalità di controllo che possono diventare più rispettose rispetto alle esigenze che Venezia ha per i suoi residenti. Ci sono anche i test antidroga e contro l'abuso di alcol da effettuare per partecipare al bando per sostituti gondolieri emesso dal Comune di Venezia, con iscrizioni aperte da oggi fino al 13 maggio prossimo. La selezione pubblica per idoneità al ruolo di candidato o aspirante sostituto gondoliere prevede innanzitutto una prova preliminare di voga sulla gondola che avverrà all'Arsenale di Venezia. La preselezione individuerà i candidati idonei a frequentare il corso di arte del gondoliere, una sessione teorica di 60 ore ed una pratica di 10 ore con lezioni di voga, poppa di una gondola sotto la guida dei gondolieri. Poi l'impegno di studio su materie quali diritto della navigazione, toponomastica e storia dell'arte, inglese e spagnolo, comportamento col turista, etica ed adempimenti amministrativi per svolgere un servizio pubblico di gondola. Oltre al certificato di sana e robusta costituzione e all'attestazione di esperti nuotatori, i candidati dovranno sottoporsi ad analisi tossicologiche su un campione di capelli e dovranno poi superare le analisi del dosaggio ematico dei marker per l'abuso alcolico. Si terrà il prossimo 4 giugno l'udienza preliminare del processo per l'omicidio di Mariarca Menella. L'assassino, reo confesso, l'ex marito Antonio Ascione, rischia l'ergastolo anche in caso di ricorso al rito abbreviato. Sentiamo. I legali della famiglia di Mariarca Mennella, uccisa il 23 luglio scorso a Musile di Piave dall'ex marito Antonio Ascione, accolgono con soddisfazione le conclusioni della Procura di Venezia al termine dell'indagine per omicidio a carico del 44enne pizzaiolo di Torre del Greco. Secondo gli investigatori non si è trattato di un'improvvisa furia omicida, ma di un delitto premeditato al termine di una lunga escalation di violenze. A favore di questa tesi il fatto che la donna sia stata accoltellata mentre dormiva e non al culmine di una lite. Contestate anche le aggravanti dei futili motivi e del vincolo di parentela. Ascione dovrà poi rispondere del reato di minacce, avendo più volte annunciato all'ex moglie che l'avrebbe uccisa, in un caso anche puntandole un coltello. Un quadro pesantissimo, commenta l'avvocato della famiglia Alberto Berardi, che se confermato in sede di giudizio apre alla possibile applicazione dell'ergastolo, anche in caso di accesso dell'imputato al rito alternativo. Mattinata di passione per la viabilità mestrina. Verso le 8:40 un veicolo si è fermato all'altezza del cavalcavia di San Giuliano, bloccando quella direttrice e costringendo a CTV a mettere in campo gli autobus sostitutivi. Tutto si è risolto nel giro di un quarto d'ora, ma il percorso ad ostacoli non si è concluso lì. Contemporaneamente, infatti, un autobus si è bloccato sul Ponte della Libertà in direzione Venezia, costringendo allo stop altri 3 tram impossibilitati a cambiare corsia. A questo punto i bus sostitutivi sono rimasti in funzione. Sul ponte translagunare si è determinato un tappo obbligato che ha mandato in tilt la circolazione, causando lunghe code non molto lontano da Piazzale Roma. La situazione è poi migliorata con la rimozione del pullman. In sciopero della fame dal lunedì le diplomate magistrali oggi hanno protestato a Roma. Chi invece non è potuta andare ha fatto sentire la propria voce a Padova. Mentre a Roma
migliaia di insegnanti sono scese in piazza per far sentire la loro voce. Chi non ha potuto raggiungerle si è ritrovato davanti alla prefettura di Padova. In Veneto sono 3.000 le diplomate magistrali che rischiano di trovarsi su una strada se non sarà emanato urgentemente un decreto legge a loro favore. E per questo da lunedì hanno iniziato anche lo sciopero della fame. A sostenerle molti genitori. Noi chiediamo che ci sia la soppressione della retroattività che ci porta via praticamente la nostra maestra, perché i nostri figli adorano la maestra e non vogliamo perderla, non vogliamo trovarci a settembre con un vuoto educativo, con un vuoto di insegnamento, e chiediamo una garanzia, vogliamo delle risposte brevi come cittadini, come genitori e come genitori che amano i loro figli. Solidarietà alle insegnanti e alle famiglie in protesta è stata espressa anche dall'assessore regionale Donazzan, che ha confermato l'attenzione e il pressing della regione per una soluzione politica sulla vicenda delle insegnanti diplomate escluse dalle graduatorie ad esaurimento. E continuiamo a parlare di scuola nel prossimo servizio, il punto della situazione sugli asili, dove dopo una serie di proroghe è entrato in vigore il divieto di frequenza per i bimbi non vaccinati. Sentiamo. 3 giorni dopo la scadenza dei termini per presentare la documentazione sulle vaccinazioni obbligatorie, nessun bambino dagli 0 ai 6 anni è stato rimandato a casa dopo essersi presentato in un asilo del Veneto. I bimbi non in regola col calendario vaccinale si stimano in circa 9.000, ma alcuni di loro hanno smesso già da tempo di presentarsi a scuola. Abbiamo perso centinaia di alunni, informa il presidente della FISM Stefano Cecchin. Dovremo chiudere sezioni o intere scuole e mettere a rischio dei posti di lavoro. Nella quasi totalità degli asili prevale però il buon senso. I direttori scolastici ovunque hanno scelto la linea morbida, accogliendo i bimbi a scuola e sanzionando i genitori soltanto con richiami e segnalazioni. Il Consiglio regionale aveva espresso anche con una mozione votata a maggioranza la necessità di chiedere agli asili, di chiedere alle materne di portare a fine anno scolastico i bambini senza creare frizioni che non servono a nulla. Pare dalle notizie che sia una proposta e un sentimento che possa arrivare a termine. Io me lo auguro, perché portare avanti una frizione, una discussione su ormai 1 mese, 2 mesi a fine dell'anno mi sembra una cosa sbagliata. I presidi stanno gestendo in prima persona una problematica che non doveva essere loro, commentano dal Movimento 5 Stelle, e stanno trovando il modo di far terminare l'anno ai bambini iscritti agli asili. Ma il governo non avrebbe mai dovuto metterli in questa situazione. Un bel segnale di vicinanza alla popolazione era quello da parte di questo governo, che non è in carica ma sta facendo soltanto, diciamo tra virgolette, l'ordinaria amministrazione, una proroga fino a fine anno scolastico, per dare la possibilità a chi governerà realmente questo paese di dire una parola definitiva. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, restate con noi. Rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. La politica ora, perché la mancanza di un governo a Roma ha fermato il processo per l'autonomia del Veneto. L'appello del Presidente del Consiglio regionale Ciambetti: i partiti escano dallo stallo. Sentiamo il servizio. La mancanza di un governo nei pieni poteri purtroppo sta ritardando, appunto, anzi è in condizione probabilmente di stand by, di stallo, la trattativa sull'autonomia, sulla quale come Regione Veneto come sempre avevamo lavorato per bene, e anche facendo una legge di oltre 60 articoli in 3 settimane. Quindi auspichiamo che arrivi un interlocutore con il quale confrontarci, con il quale appunto avere anche una trattativa che sia chiara e diretta, specialmente nei confronti dei ministeri, sia per competenze che per risorse. La trattativa per l'autonomia del Veneto non può proseguire con il governo Gentiloni, scaduto come un vasetto di yogurt dimenticato in frigo. Il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti invita i partiti a uscire dallo stallo. I cittadini si sono espressi con chiarezza, sostiene, e le condizioni per formare un esecutivo ci sono. Le indicazioni, diciamo, rimarcate dai cittadini dopo le elezioni in Molise e quelle del Friuli sono chiare,
L'indicazione avuta il 4 di marzo, anche in questo caso è chiara, una coalizione ha vinto, speriamo appunto che si arrivi a sbloccare questa situazione, ripeto, soprattutto parlando da legislatore veneto, per avere un interlocutore con il quale raggiungere accordi e portare a casa l'autonomia che i veneti si aspettano. Se invece lo stallo si dimostrasse irrisolvibile, invita Ciambetti, non si perda tempo nel tornare alle urne. I veneti che hanno votato a ottobre per l'autonomia meritano risposte in tempi ragionevoli. Però deve esserci anche un cambio, una modifica magari anche piccola della legge elettorale che preveda un premio di maggioranza e che dia una certezza di avere un interlocutore chiaro e un Parlamento nella pienezza dei poteri, ma anche con un governo che sia assolutamente espressione del voto dei cittadini. La scorsa settimana la denuncia ai nostri microfoni di una donna disabile che spesso si trova su autobus senza le previste pedane per scendere e per salire. Oggi sentiamo la risposta dell'assessore alla mobilità Boraso. Lei praticamente quando chiede di mettere giù questa pedana non lo fa? No, trovano sempre difficoltà. L'ultima volta è stata venerdì settimana scorsa. L'autista del 53 mi fa, non la faccio salire, dovevo andare da mio figlio, gli faccio, allora te non mi fai salire, mi chiami un taxi e te me lo paghi. Ma io non sono abilitato a farla salire. Già uno, già un altro, sulla fermata dove c'è la uscita del treno mi fa, se non ti comoda il servizio te ne rimani a terra e te la fai a piedi. Più di qualche volta ci hanno lasciato per terra anche. Sia il tram che i bus. La situazione veramente sta generando. Io sono stato avvocato adesso, già il mio avvocato che è a Mestre mi fa, guardi signora, non è l'unica, abbiamo un'altra persona disabile che è la terza volta che lo lasciano per terra perché non vogliono tirare giù la pedana. Tutto questo. Quindi lei praticamente o si muove con l'autobus o non può muoversi? Esatto, perché Marco non ha la macchina. Dopo la denuncia ai nostri microfoni di una cittadina costretta sulla sedia a rotelle, l'assessore comunale alla mobilità si è attivato per effettuare delle verifiche, rendendosi conto che questi autobus sono effettivamente datati. Chiediamo scusa al cittadino perché ovviamente è un disagio e siamo consci della situazione. Purtroppo abbiamo mezzi pubblici che sfiorano spesso i 15 anni di età. Però possiamo anche dare l'annuncio positivo che entro pochi mesi, sia tra giugno e settembre, avremo nuovi 60 bus con un investimento di circa 15 milioni di euro, bus che ci consentiranno di avere delle pedane e quindi essere tranquillamente garantire un servizio anche per chi è disabile. Pochi mesi dunque la città sarà dotata di mezzi all'avanguardia. Nel frattempo si mette a disposizione dei cittadini un numero da chiamare perché l'azienda possa aiutarli creando loro meno difficoltà. Chiaramente molti degli investimenti di questa azienda sono stati effettuati sul tram e chi viaggia sul tram sa che è un servizio totalmente sicuro per chi ha la disabilità. Negli altri casi invitiamo tutti i nostri concittadini che si possono trovare nella situazione a chiamare la centrale operativa e io vi chiedo cortesemente di rendere pubblico il più possibile il numero, che è lo 041 272 27 22, indicando il percorso troverete un'azienda come la nostra, come il gruppo AVM, che renderà a disposizione la rampa per salire e consentire la salita e la discesa in sicurezza ai disabili. Ed ora siamo allo sport con il basket, sempre più nella storia. I campioni d'Italia hanno conquistato anche la Europe Cup sbancando Avellino e ora si pensa ai play-off. Grande festa mercoledì sera al Palasport a Liercio. Gli Orogranata hanno conquistato la Europe Cup nel match di ritorno contro Avellino, finito 81-79 e legittimando il successo della settimana prima fuori casa. E così, dopo lo scudetto, gli Orogranata conquistano un altro storico successo. Questa squadra ha tirato fuori quello che, oltre la tattica e la tecnica, è quel qualcosa in più che non si compra, ma che fortunatamente noi abbiamo perché la squadra è formata da giocatori veri. E credo che questo sia un trofeo meritato, perché comunque sono 2 partite che abbiamo vinto,
in un percorso che ci ha visto protagonisti, un primo trofeo storico per questo club, 12 mesi fantastici con un trofeo europeo, il primo, con uno scudetto, una finale di Champions. Credo che sia, come ho detto, un'epoca della Reyer che deve essere vissuta per chi la vuol vivere con il cuore aperto, con la voglia di godersela. E così è stato a partire dai tifosi che hanno onorato la loro squadra del cuore intonando lo squadrone ce l'abbiamo noi. È stata una bella partita, una finale di una Coppa Europea, una Coppa che torna in Italia. Adesso noi dobbiamo avere la capacità di goderci questa vittoria domani e poi da venerdì rimettere la testa sul campionato, perché ci aspetta un play-off, un finale di campionato prima e poi un play-off, speriamo il più lungo possibile. È tutto da Venezia, vi ricordo subito dopo i telegiornali ritorna 20:10, la politica in primo piano questa sera con Silvano Piazza del Partito Democratico e Nicola Finco, consigliere regionale della Lega Nord. Grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre al meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Vortice ciclonico in azione sull'Italia, maltempo diffuso. Vediamo il dettaglio di venerdì 4 maggio. Sul Veneto tempo molto instabile con piogge e temporali diffusi un po' su tutti i settori, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Qualche spazio più asciutto e anche soleggiato sarà possibile sul Rodigino. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 18 e 24 gradi. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà molto perturbato. Rovesci e temporali piuttosto diffusi sulla nostra regione, con fenomeni che saranno anche forti e con rischio di locali nubifragi, in particolare in serata. Le temperature minime saranno comprese tra 15 e 16 gradi, massime piuttosto gradevoli tra 22 e 25 gradi. Condizioni di maltempo anche sul Trentino Alto Adige, la situazione non cambia di molto. Anche qui il tempo sarà molto instabile, con precipitazioni anche intense possibili un po' su tutti i settori della nostra regione, ma migliorerà in nottata. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 15 gradi, valori massimi compresi tra 22 e 23 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.